Passo in avanti per l'autonomia. Governatori di Regione e Governo sembrano aver trovato un'intesa sulla tabella di marcia da qui alla fine dell'anno. Rimandata per il maltempo a Venezia, la riunione della conferenza Stato-Regioni ha confermato che c'è l'intenzione di procedere con una certa velocità. È stata una riunione approfondita su diversi temi rispetto all'applicazione del 116, quindi l'autonomia differenziata. Abbiamo dato un primo assenso a un testo che deve avere ancora alcuni aggiustamenti, però direi che la discussione è stata proficua. Dopodiché, ovviamente, oltre alla legge cornice e alla legge quadro, noi siamo interessati ovviamente alla firma dell'intesa, che è il passaggio sancito dalla Costituzione è il passaggio fondamentale. Ora il testo quindi andrà in Consiglio dei Ministri, come afferma anche il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. La conferma arriva poi dallo stesso Zaia, che riafferma la ferma intenzione di chiedere per il Veneto tutte e 23 le materie. La legge cornice o legge quadro sostanzialmente traccia le linee macro, dopodiché l'intesa, ogni regione firmerà l'intesa propria e il Veneto conferma che chiederà le 23 materie.